Caro sindaco, allora si ritorna, siamo verso il Natale e fortunatamente si allestisce la piazza come solo lei sa fare. Comunque c'è sempre qualche polemica sul discorso di soldi spesi, eccetera, eccetera. Cosa risponde l'autorità del sindaco in queste situazioni di polemica, ennesima polemica? Ma guardi, carissimo Luca, io penso che questa cosa sia la solita macchina del fango delle sinistre che erano abituate a fare quei Natali quando c'erano loro, che c'era il pavimento qui in Piazza Unità fatto di linoleum, ricordiamo tutti, c'erano le luci al neon e le canzoni di Natale erano cantate dai centri sociali coi bonghi. Adesso io anche colgo questa cosa, voglio cogliere anche la protesta che se l'economia è difficile, allora quest'anno cosa facciamo? Per risparmiare sugli alberi di Natale, signori. Abbiamo parlato direttamente con Babbo Natale per gli anglofoni Santa Claus, che facciamo questa cosa qui molto bella, e allora cosa ci ha portato Babbo Natale? Ci ha portato l'isbruffatore di Babbo Natale, e questo isbruffatore di Babbo Natale che noi daremo l'acqua, ecco vedi, qui buttiamo l'acqua magica trasparente che non si vede di Babbo Natale, ecco una cosa molto bella. E qui, signori, nella mia tasca cosa c'è? C'è la polvere dei folletti di Babbo Natale che sono Babbuda Rebucci. Ecco, andiamo a prendere e adesso andiamo a buttare dei Babbuda Rebucci qui dentro. Ecco la polvere di Natale, e questa cosa qui trasformerà il tutto in alberi di Natale a costo zero. Sindaco, però ancora una domanda, forse scomoda, che voglio fare, ma come mai ancora la scelta di mettere questa cosa qui e ancora una volta della stella cometa alla riversa? Cioè non è a caso forse di mettere la dritta finalmente? Bravissimo Luca, ecco, queste sono le domande interessanti che bisogna fare a un sindaco. Allora, perché ancora una volta abbiamo messo la stella di Natale alla riversa? Questa è una cosa molto bella, perché quando una cosa funziona e viene bene, caro Luca, bisogna continuare così. Allora, abbiamo messo la stella alla riversa nel 2019 e cosa è successo di bellissimo dopo? Che è venuto il Covid, abbiamo visto i colori, eccetera, eccetera. Abbiamo imparato a conoscere anche le mascherine che fanno tanto carnevale e queste cose belle. Abbiamo visto dopo che anche sono venute 2 guerre bellissime, insomma, che hanno portato anche le navi da guerra a venire qui. Abbiamo il panfilo russo che non sarebbe mai stato, ecco. E poi sta bellissima chiusura con la mareggiata, che è stata una cosa veramente di una bellezza, che ci ha fatto dire: ma perché non mettere di nuovo una stella alla riversa? Ecco, adesso aspettiamo che vediamo, se abbiamo fortuna vengono anche le locuste, così tutti quanti ci faremo una maglietta, bellissima maglietta nuova della Locust, questa cosa molto bella, insomma, speriamo. Finora è andata bene, cosa posso dirti Luca? Insistere. E come per magia, signori, di Natale, eccolo qui, l'albero che è già cresciuto, avete visto, pochi minuti. Luca, non inquadrare gli altri alberi però, perché sennò la gente non vede, che capisce che ci sono i signori che lavorano. Guardate la magia del Natale, come è venuto su veloce questo albero. Vi do ancora una volta la ricetta: polvere di forfora di stelle, dei capelli dei folletti, bucci e babuder, un po' di questa acqua meravigliosa che mi ha dato direttamente il sbruffatore di Babbo Natale, e non dimenticate, signori, come ingrediente segreto, non dimenticate il lievito di mirra, che è la cosa più importante. Buon Natale a tutti, bellissimo!